oggi alla festa della DC a Ribera. Sono venuto a fare una piccola testimonianza della memoria di De Gasperi, che non è una memoria priva di conseguenze, di effetti anche nel nostro tempo. Tutte le scelte politiche che fece De Gasperi portarono l'Italia a diventare ad avere la seconda storia. La prima storia è quella di Cavour, l'Italia sabauda. La seconda storia è l'Italia repubblicana e democratica, quella fondata da De Gasperi, fondata nello spirito dell'incontro tra tutti i partiti, tra tutti i ceti, tra tutti i segmenti del paese. De Gasperi fece un grande sforzo per preservare l'unità nazionale d'Italia, per preservare il territorio, perché i francesi se ne volevano prendere un pezzo, di Jugoslavia un altro pezzo. Trieste fu restituita all'Italia soltanto nel 1954 e c'erano anche idee strane sulla Sicilia, ma De Gasperi preservò l'unità d'Italia per farne una repubblica democratica, dove votavano per la prima volta le donne. Oggi le donne sono al centro di tutto nella vita sociale, nella vita politica, ma l'atto che le ha messe in questo centro è stato l'atto che ha consegnato alle donne il voto senza differenza non soltanto di sesso, ma senza differenza di ceto, perché fino al 1919 votavano i ricchi e non votavano quelli che non avevano un certo reddito. Con De Gasperi votarono tutti gli italiani. Ecco, questo è un patrimonio vivo, attivo, che ha poi un capitolo finale. De Gasperi voleva fare la comunità europea di difesa. Oggi l'esperienza ci insegna che se l'avessimo avremmo una marcia in più, non per fare guerre a nessuno, perché l'Italia è un paese di pace, ma per essere sicuro che se qualcuno disturba noi sappiamo resistere. Se arriva qualche drone lo facciamo sciogliere in cielo. Questa è la comunità europea di difesa, questo è il sistema di difesa che l'Italia con la Francia, con la Germania, con i paesi europei deve finalmente raggiungere. Quando l'avrà fatto sarà l'ultima lezione di De Gasperi passata ai giovani. L'azione politica della DC, Presidente, quanto è importante in Sicilia ma anche a livello nazionale? No, è un piccolo grande contributo. Adesso se dico di più voi poi mi associate, siccome io sono fuori da tutto, io sono un vecchio, faccio il nonno. La sua presenza qua è importante, ha un significato storico. E cerco soltanto di testimoniare cose del passato, non per averne nostalgia, ma perché siano utili a capire. Perché senza il passato non comprendiamo e se non comprendiamo non sappiamo chi dobbiamo fare.